Oh, non fa... No, meno male, vai. Vai, dagliela, bella. Bella, vai, vai, vai. Vai Ruiz. Vai Insigne. Ma no, dovevi tirare meglio, porca ma chi ha dato sta palla Insigne? Oh, madonna. Hanno fatto staccata sola, stavo su che frutte Santander. Santander. Oh, accorta a Sant'Andrea. Oh, grande Carnesi che è parata. Su Palacio, no, su Bianco. Oh, no, meno male, va. Meno male, però ha visto come hanno fatto grossa da sola. Meno male Orsolini l'ha buttata fuori. Palazzo gliel'ha pennellata proprio, l'ha sbagliato Orsolini, gli ha buttato. Madonna santa. Sì. Oh, non fa grossare, ma ecco, ma ti pareva come faceva Santander. Lo fanno grossare da solo poi Santander, nessuno a marcarlo, porca puttana, senza Koulibaly proprio si fanno i buchi. Era nell'aria, Madonna. Ah, 2-0, 2-0, ma guarda come hanno fatto tirare. Sei mai 2-0. Ciao amici, buonasera a tutti da Napolello87 e Forza Napolese. Allora, voglio la partita tra Bologna e Napoli, si è messa malissimo, all'intervallo per 2-0 per Bologna. Voglio per come è andata la partita in questo primo tempo, diciamo negli ultimi 15 minuti il Bologna è venuto fuori, perché poi per mezz'ora siamo stati noi a tenere il pallino del gioco, poi siamo calati, è venuto fuori il Bologna, voglio e ci ha punito con 2 gol. Ovviamente voglio 2 bucate, quelle che abbiamo lasciato al Bologna. Ma partiamo dall'inizio, che il Napoli voglio ha creato palle gol con Insigne almeno 2 o 3 volte, che voglio si mette a fare le solite giocate sue, quei pallonetti, quei tiragiro leggeri, voglio senza cattiveria, ma capito, questo è un amichevole per noi, è come se fosse un amichevole, perché comunque il nostro obiettivo è stato raggiunto già da un po'. Voglio, ma comunque anche queste partite qui secondo me la prestazione va fatta, il risultato va portato a casa. Ora siamo a fine campionato, l'ultima partita, insomma Insigne ha sbagliato 2 o 3 palle, gol, Milik ha fatto poco pure lui in questo primo tempo, direi ha toccato 1 o 2 palloni di testa, voglio Pulis si è drizzata la testa perché ha una sorte. Ma niente, Verdi ha avuto qualche occasione pure lui. Poi l'ultimo quarto d'ora, Palacio sulla sinistra, l'abbiamo fatto andare come volevi, facevamo pennelle cross come voleva lui. Già Orsolini si era mangiato il primo gol che l'ha buttata fuori di poco al lato al secondo palo. Ovviamente secondo me voleva cercare l'uomo in mezzo e magari ha tirato e l'ha sbagliata. Poi la seconda, non sbaglia Santander, lo stesso, sul cross di Lianco mi sembra, Santander la butta dentro, ma pure lì, no? Il gol del Bologna. Praticamente i difensori guardavano, cioè marcavano a zona, Santander era da solo e l'ha buttata dentro, Poi il secondo gol, sempre del Bologna, i difensori indietreggiavano tutti e 2 indietro con tanto di spazio nel mezzo, uno a destra, uno a sinistra, e semmai le l'hanno fatto tirare. Cacchio, c'aveva tutto specchio alla porta per tirare, nessuno che le andava a contrasto, nessuno che le andava vicino. Amma capì che amma contrastare i giocatori, no? Che dobbiamo aspettare, arretrare, perché aspettano che uno tira cross e cercano di marcare zona, e ci hanno fatto male più una volta nel finale. Dopo il primo gol abbiamo ripetuto lo stesso errore e abbiamo subito un altro gol. Senza Koulibaly indietro si fa acqua, la difesa fa proprio acqua, è scandaloso. Con tutto che voglio bene a Luperti, è napoletano, è giovane, deve crescere piano piano, se da queste partite qua magari sono bene importanti perché abbiamo l'obiettivo in mano come ho detto, però senza Koulibaly il Napoli veramente è penoso dietro.
E niente, questo è tutto, Aiu. Vediamo di riprenderci nel secondo tempo, almeno di pareggiarla, Aiu. Almeno di fare un pareggio, no? Non cerca o di prendere altri gol, Aiu, che sarebbe scandaloso. Voglio vedere Insigne che si sceta, perché è stato peggiore fino ad ora in questo primo tempo. Anche Milik è stato sceta purissimo. Niente, Aiu, ci vediamo a fine partita. Forza Napoli sempre. Ma dai! Madonna, bravo, bella Milik. Bravo Milik. Bella, vai, che siete in tre, vai! Porca puttana, ma come si fa? Come si fa? Eravate in tre, ma qui ti sparo l'ucciso. Oh! Madonna, bella Milik. No, peccato, è andato di poco forse. Oh, guarda che culo ci hanno fatto. Tutte capità, capo, poi diventa pelato, come a Palazzo. Vai! Grande Gulam! Gulam Mamma! Vai Gulam! Fuori gioco! Fuori gioco! No, fuori gioco! Grande gol! Va a fa bocca Gulam! Gulam Mamma 2-1! Ancora no! Vai Cannezzo! Ma che cazzo stanno a fare? Che le s'appiccicano? Chi è? Roberto Cannezzo! Bella! Dalla là! Dai. Oh, ma fa sempre lo stesso gioco, Younes. E tira su. Grande Drizza! Drizza, ma fa mocca, sta volta diciamo, ciruzzo nostro, ci vuole, ciruzzo. Ma fa mocca. Vai, tira! Ma no, Gagliacon azzicca sta porta. Gagliacon non ci azzicca mai. Movimento di Gaetano premiato 1-2, Zielinski trattenuto un po'. Mamma mia, palo! Che cazzo di Zielinski, madonna! Porca miseria! Rubo. Oh, e quanti palle si è piato sta stagione? Madonna. Tanti! Un tot palle, 27 non fate. È arrivato 3-2. Santa terra in mezzo, porca puttana, ti hai fatto un bucato. Va fanculo, va Santander. È presa male, Va lascialo fanculo, stare. ciucciare pure a te, buttateci secce, Guarda come sei buttato, lascialo stare. Ah, mi sembrava che buttate secce pure ciucciare. State zitto, non Pezzo di merda. Zitto! Tu hai buttato male. Tu buttato male. Questo no. Mi hai fatto cagare il ciucciolino. Vai! Oh, Milik. Madonna, oggi quando ne hai mangiati? Ben ritornati amici, la partita è finita. 3-2, finisce male questo campionato per noi, con una sconfitta a Bologna. Eravamo rimasti sul 2-0 del Bologna a fine primo tempo, poi il Napoli è riuscito a rimontarla, addirittura 2-0, 2-2 in mezz'ora, però nel finale poi il Bologna trova la vittoria, quando meno te l'aspetti, sì, perché il Napoli il secondo tempo ha giocato meglio, di sicuro meritavamo almeno il pareggio, per come abbiamo giocato, invece così non è stato, perché il Bologna nel secondo tempo ha fatto 2 tiri in porta, poi il Napoli invece tutto il secondo tempo ha trovato il pareggio, ma non solo, perché abbiamo creato molte più palle gol con il solito Milik che non riesce a inquadrare la porta, non lo so che ci vuole per farlo segnare, Gagliacon che ha avuto le sue occasioni, pure lui almeno un tiro in porta, però anche piglia i difensori a posto di prendere la porta. Poi come dici tu, Marquit in un paio di occasioni ci siamo ritrovati davanti alla porta che non riusciva a sfondare, a crossarla, si sbagliava l'ultimo passaggio, poi Amin che fa sempre la stessa giocata di interno, vuole rientrare, hanno capito i difensori e lo bloccavano sempre. Questi erano i difetti del Napoli, perché poi c'è stato un palo di Zielinski, anche sfortunati, dopo il 2-2 abbiamo preso un palo che si poteva andare magari noi in vantaggio e così non è stato. Stasera anche sfortunati oltretutto, diciamo il 2-1 lo fa con Gulam, bellissimo gol di Gulam,
sembrava fuori gioco, ma Gulam in corsa riesce ad andare prima dei difensori in porta. Bellissima diagonale di Gulam che di sinistro la butta sull'altro palo del portiere. Bel gol di Gulam, che direi anche uno dei migliori in campo questa sera del Napoli. E poi il pareggio lo firma Mertens con appunto Amin sempre in area, ma stavolta a posto di sterzare passa il pallone a Mertens in corsa e Mertens di piatto la butta dentro. Devo dire anche che quando sono entrati Mertens e Callecjon, tutto un altro Napoli. Comunque questo Napoli meritava almeno il pareggio, poi invece no, nel finale il Bologna ci punisce ancora con il succo di frutta Santander di testa. Sull'unica occasione pericolosa ci fanno quello nel momento migliore nostro, ovvio, che si poteva vincere noi, invece la vince il Bologna, la porta a casa il Bologna. Che dire, un Bologna con Mihajlovic, da quando ha preso Mihajlovic solo risultati, l'ha fatto vedere il campo, ma anche la classifica, che chiudono il campionato decimi in classifica. Cosa straordinaria del Bologna. Noi finiamo male perché con una sconfitta a Bologna, ovviamente immeritata, però si finisce perdendo. E questo mi fa stare un po' amareggiato, però la prestazione c'è stata nel secondo tempo, di sicuro meglio del primo tempo, però non è bastato per portarci un risultato positivo. Che stia, e niente, è finito il campionato. Un abbraccio a tutti quanti, sperando che il prossimo anno sarà un campionato migliore per il nostro Napoli, fra acquisti, una rosa più forte, ovviamente. Speriamo che De Laurentiis ci regala qualche sorpresa, e anche Ancelotti, Questo è. Lasciate un like se vi è piaciuto il video, un commento per farmi sapere cosa ne pensate della partita di questa sera, del nostro Napoli, se potrebbe migliorarsi l'anno prossimo, con quali acquisti, con che giocatori. E mi raccomando, venite sotto il canale e iscrivetevi al canale. Un abbraccio, un saluto da Napoliello87, e buonanotte e forza Napoles.